Ce l'hai fatta? Ma perché non abbiamo messo il piumino quello normale? Cioè, porca puttana. Allora, adesso per fare un video figo, praticamente mi aggrappo al tavolino, ma qua sotto c'è il burrone. E solamente per avere il panorama dietro, se io diventi vedova. Allora, aspetta. Buongiorno squadra! Allora, innanzitutto buon 2023. Il motivo per cui siamo qua è solamente l'ultima parte di 48 ore veramente impegnative, quindi bando alle ciance, non stiamo qua a raccontarcela e iniziamo dal principio. Via si parte. Eccolo qua. Direi che ci siamo. Ben arrivato Silvio nella squadra. Trek in Friuli Venezia Giulia, chilometro zero, nel senso che da qua inizia avventura, esattamente. E che figo, cioè che figo. A questo punto non resistiamo, buttiamo nel furgone 4 cose e partiamo direzione Tarvisio per festeggiare il Capodanno. Dopo aver assaggiato piatti tipici friulani e Cristina sfoggiato il suo look tacco 12, ci dirigiamo verso la piazza di Tarvisio dove si svolge la festa. Prima notte con Silvio e Cristina che sta litigando con il sacco a pelo, sta facendo tutto un casino. Buonanotte a tutti. Al risveglio, la consapevolezza di poter vivere oggi questa esperienza, ma poi poter scegliere senza obbligo di tempo e di luoghi infiniti posti, ci ha regalato una sensazione di estrema libertà. Ed era proprio quello che cercavamo. All'ultimo decidiamo di cambiare itinerario, sconfiniamo di poco e in prossimità del paese Obertorl, subito dopo Bocau, prendiamo il sentiero 403, meta il belvedere a metà strada dal Monte Gorilla. Cima che faremo di sicuro prossimamente perché il sentiero è veramente figo. Come sempre, adesso c'è... Come sempre lasciamo il sassolino del sorriso con dietro una dedica e chi vorrà potrà portarlo in un'altra vita. Lo mettiamo... The mess, lo mangiate. E come la tradizione vuole, mangiamo il primo dell'anno le lenticchie fatte da Cristina. Abbiamo aperto una scatola con i famosi Sogoyod, cioè la porcheria che prende la crisi, porcheria che prende e direttamente in macchina, che così ci porta fortuna per tutti i viaggi che faremo, dato che questo insomma è il primo. Ma la cosa non finisce qui, perché adesso dove andiamo? A vedere Dai, la fiaccolata. La fiaccolata, che dovevamo vederla Ieri sera. ma ci siamo sbagliati. Bene, la facciamo oggi, beh. Il video è un po' diverso da quello che noi pubblichiamo solitamente, però volevamo condividere con voi questo momento felice. Sul canale trovate un sacco di sentieri inerenti al Friuli Venezia Giulia e non solo. E seguiteci, iscrivetevi al canale e non mi resta che dirvi zaino in spalla e alla prossima.